sembrava funzionare a meraviglia.
abitavano in un piccolo appartamento perché lo stipendio del marito non permetteva loro una sistemazione più confortevole. Avevano sempre sperato di poter allargare la metratura della casa o di trasferirsi in un appartamento più spazioso, soprattutto per i figli, che ora adolescenti avrebbero avuto bisogno di stanze separate. A causa della mancanza di fondi economici, al momento restava solo un'utopia. Tuttavia, tutto sembrava funzionare a meraviglia, senza grossi litigi fra Marta e Federico. Una notte qualunque, mentre tutta la famiglia dormiva serenamente, improvvisamente Federico fu svegliato dai movimenti agitati e dai mugolii angosciosi della sorella, in preda a un incubo terrificante. Preoccupatissimo, si avvicina al suo letto. Mamma e papà sembrano non essersi accorti di nulla, perché non ode alcun rumore provenire dalla loro stanza. Sente solo i gemiti di terrore della sorella.
Sick